Viaggio del sorriso Modena-Verona realizzato con il sostegno di Fise Nazionale e con Giulio Tronca, paradriver veneto. Chi sono gli attori di questo meraviglioso viaggio e le chiedo anche com'è andata? Allora, gli organizzatori del viaggio sono l'azienda agricola Villa Forni di Modena e l'associazione I Am Possible, che è un'associazione sportiva di una SD di Modena. Il sostegno al viaggio è stato dato dalla Federazione Nazionale Sport Equestri, di Italia Alleva, dall'Accademia Militare di Modena che ci ha aiutato nell'organizzazione della partenza e poi da tutte le associazioni che hanno accompagnato i ragazzi disabili al mattino a ogni salita in carrozza. Il viaggio è stato fatto in 4 tappe con 4 fermate a Novi, a Casteldario, a Isola della Scala e l'arrivo è stato fatto ieri a Fiera Cavalli a Verona. Ogni mattina si caricavano in carrozza 30-35 persone su 7 carrozze, 9 ieri quando siamo entrati in fiera e con noi queste persone facevano tutto il giorno una giornata di viaggio come una volta per strada con i cavalli, con tutti i problemi che ci sono e le gioie e naturalmente su percorsi di campagna, non di strade affollate quando è stato possibile, però qualche incrocio abbiamo dovuto farlo. Siete eravate a circa una settantina. Sì, sì, siamo arrivati veramente un grande gruppo con una grossa partecipazione, anche perché nel corso della manifestazione, con tutto quello che i comuni avevano messo in atto per partecipare a questa iniziativa, cioè la cosa era molto cresciuta, montata ed è riuscito veramente bene. E anche molto bene è riuscita la giornata di ieri dentro in fiera con questo grande corteo di carrozze, con la premiazione dei ragazzi e poi con le interviste a loro nel pomeriggio su come è stata la loro giornata e come è stata la loro esperienza in questa cosa. È il 4 anno che si fa questo viaggio. Giulio ci raccontava che avete avuto un'accoglienza meravigliosa appunto nei comuni, nelle varie tappe che avete attraversato in questo viaggio da Modena a Verona. Sì, sì, è un'accoglienza che ormai costruita negli anni è diventata sempre più importante. Addirittura ci sono dei posti dove alla sera alle 5, 5 e mezza, quando arrivi nei piazzali delle scuole, ci sono tutti i ragazzini che aspettano di fare i giri in carrozza. E un comune aveva addirittura fatto le locandine per il passaggio del corteo delle carrozze e aveva dato l'appuntamento alle 5 davanti a una scuola comunale dove ci sono trovati, non so, 90-100 ragazzini che volevano fare i giri con le carrozze. Cioè, attorno a questo, mettere in piedi una roba del genere è stato complicatissimo, difficile per permessi, autorizzazioni, tutti i problemi che ci abbiamo, la stabulazione dei cavalli, la gestione delle carrozze e tutto quanto quello che c'è stato, però una grande soddisfazione. Il senso e l'obiettivo di questo viaggio. Allora, il viaggio quest'anno si è intitolato Viaggio del sorriso, nel senso che è il viaggio del sorriso di queste persone che abituate a una vita molto spesso, non dico di isolamento, però di un po' marginale rispetto alla vita che le persone fanno normalmente, nel momento in cui li metti dentro un'esperienza del genere si aprono e hanno una gioia infinita e quindi il loro sorriso, però riso anche perché si attraversano tutte le zone di produzione del riso. La terza tappa è a Isola della Scala, che sappiamo che è uno dei grandi comuni insieme a quelli del Modenese, del Mantovano, di produzione del riso, quindi anche un discorso di cultura ambientale e di vita all'aria aperta, di modo di gestire le attività del tempo libero e l'attività sportiva. Qualche aneddoto di questi 4 giorni di viaggio? Beh, la cosa più incredibile è stata che quando c'era tanta pioggia, noi avevamo 2 pulmini di appoggio, non c'era un ragazzo che voleva mollare
il suo posto in carrozza e mollare i suoi impermeabiloni, i cappelli e protezioni nonostante piovesse. L'altra cosa che ci è capitata è che una carrozza si è spezzata nel supporto dell'avantreno, per fortuna era quasi ferma, il cavallo si è fermato immediatamente e siamo riusciti poi però abbiamo dovuto tirare via le persone, tirare via la carrozza dalla strada e poi il pomeriggio si è cercata una carrozza sostitutiva e l'abbiamo messa a disposizione. Qui dietro di me ci sono le carrozze che hanno fatto il viaggio, avevamo carrozze da 6 posti ma anche da 10 posti, tirate da pariglie di cavalli italiani o non italiani, insomma, ma comunque cavalli. Una bellissima esperienza, insomma. Ci diamo appuntamento al prossimo anno? Allora, per noi quest'anno è il secondo viaggio che facciamo, perché il primo è stato fatto da Cortona ad Assisi sul percorso di eremi francescani, quindi è stata una cosa bellissima, sempre impostato, organizzato nella stessa maniera, con l'arrivo ad Assisi. Questo viaggio era stato oltretutto organizzato insieme con i frati di Assisi e l'associazione della gestione della basilica. Questo viaggio Modena-Verona è il quarto anno che lo facciamo e l'idea nostra è quella di affermare questo valore dell'attività con le carrozze e con i cavalli che trainano le carrozze come una riaffermazione di quello che era un ruolo storico del cavallo, che è quello di tirare. Noi siamo abituati solo a vederlo montato, però storicamente lui è partito tirando, quindi aiutando l'uomo a viaggiare, a muoversi, in questo facendolo in maniera moderna, con i mezzi moderni, con la cultura moderna del cavallo, di rispetto del cavallo, possiamo realizzare delle cose bellissime come queste, che sono anche grandi progetti di inclusione sociale e di ruolo di persone di un certo tipo all'interno del loro mondo, del mondo moderno, con un mezzo che è un mezzo antico. Ma noi non vogliamo vivere di antichità, vogliamo vivere di modernità, di messaggio, di possibilità che abbiamo. Infatti facciamo questo, facciamo l'attività sportiva, le gare di attacchi e tutto quello che ci va dietro. E noi vi seguiamo. Grazie a Giulio Tronca di averci raccontato questo bellissimo viaggio, grazie davvero. Grazie a voi e grazie di questa intervista.